Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del mattino del nostro audio giornale, subito le notizie in aggiornamento per quanto riguarda il maltempo. Mai così tanta pioggia in sole 48 ore da oltre 30 anni a questa parte è il dato più significativo dell'allerta rossa che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nel fine settimana e che ha causato l'ingrossamento dei fiumi, qualche frana e la chiusura temporanea di arterie secondarie. Una situazione dalle conseguenze contenute, considerato le piogge torrenziali abbattutesi soprattutto nella destra tagliamento e nella Carnia. A Barcis da inizio evento sono caduti circa 772 mm di pioggia, l'equivalente di 772 litri d'acqua per metro quadro. Proprio in Valcellina si sono verificati i disagi principali con la chiusura della strada regionale 251 per l'allagamento della careggiata ad Arcola, riaperta ieri sera dopo 48 ore di parziale isolamento della zona alta della valle e un paio di frane a Erto e Casso. Smottamenti si sono verificati anche in provincia di Udine, ad Arta Terme e Collina. Nella notte appena trascorsa si sono verificati allagamenti a San Pier di Sonzo, Pasian di Prato, San Vito al Tagliamento, San Quirino, Gonars, oltre a una frana a Tarcento. 260 le utenze Enel, tuttora disalimentate tra le province di Udine e Pordenone. Restano chiuse al traffico un paio di strade tra Porcia e Prata per l'esondazione del Rio Sentiron. Sotto controllo le piene dei fiumi Isonzo e Tagliamento. A Lignano si fa la conta dei danni dopo la mareggiata che nella giornata di ieri ha eroso l'arenile da Riviera fino a Sabbiadoro, migliaia di metri cubi di sabbia divorati dalla violenza dell'acqua. I Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati nella giornata di domenica 702 nuovi contagi, l'11,27% dei 6.227 tamponi eseguiti. Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid, a cui si aggiungono ulteriori 7 pregressi inseriti oggi al sistema e afferenti al periodo dal 1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato come sempre nella nota il vice governatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione da inizio della pandemia montano a tutto a 35.467, di cui 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone, 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 da fuori regione. I casi attualmente di infezione risultano essere 15.500, salgono a 59 pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035 con la seguente suddivisione territoriale. 344 a Trieste, 421 a Udine, 214 a Pordenone, 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 18.932, i clinicamente guariti 469, le persone in isolamento 14.320. La Polizia di Stato di Gorizia il 2 dicembre scorso ha applicato per la prima volta il DASPO sportivo per fatti avvenuti in un contesto diverso rispetto a quello di riferimento. Il provvedimento è stato infatti irrogato ad un soggetto resosi responsabile del reato durante una manifestazione di protesta che si era svolta in Piazza Vittoria a fine ottobre per i provvedimenti anti-Covid. La condotta tenuta dal destinatario del provvedimento ha evidenziato un'indubbia pericolosità sociale che rischiava di far degenerare una manifestazione che fino a quel momento si era svolta in maniera pacifica.
Lo stesso ha infatti acceso un artificio pirotecnico fra i manifestanti presenti. Il DASPO, quale divieto di accedere a manifestazioni sportive, è stato introdotto nel nostro ordinamento nella legge 401 dell'89 al fine di arginare il fenomeno della violenza negli stadi. È un provvedimento del Questore che è finalizzato ad inibire l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai luoghi interessati al transito o alla sosta dei partecipanti, a soggetti pericolosi, siano essi maggiorenni o minorenni, per una durata che va da 1 a 5 anni. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa del mattino, vediamo appuntamento nel corso della giornata per i successivi aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.